nascuto in Belgique e dunque qui ho studiato in geologia, sono geologo di formazione all'Università di Bruxelles e ho toujours fatto di musica tutto piccolo e autodidatta, come si dice. E un giorno ho compreso che mi potevo passare eventualmente di geologia, ma non pas della musica. Sono installato a Costa dei Calabro, on vive actuellement avec mon homme et mon mari, Nicolas. E mangiando di me io ho incontrato un uomo che suona la cornemuse di Sine. Andare alla ricerca da quel suonaio della cornemuse da Sine. E dunque Traperi aveva l'adresso che mi avevo pagato Jean Beauvoir. E di ieri veni demendarsi, vuole venire suonare per la tuzzenne di 70 a Bilardonel, abbiamo fatto una festa e dunque mi ha detto, vendrei. E dunque la tuzzenne nel 1970 arrivata nella bottega, come ero demorato in relazione a Jean Beauvoir si era fatto fabbricare in Italia e due suonero per animare la seconda festa della casa. E d'un poi, cada anno, la bottega torna a suonare a noi. Ungarn festeggiano los 20 anni della scuola di Budego, che è creato dunque a Bilardonel. E noi sentiamo tutti dell'associazione che festeggia a plan come cal, abbiamo festeggiato su 3 livelli. Il primo era una pulita festa a Bilardonel, avec un concours de bouteilles que l'Antoni justement a gagné le concours, mais l'Antoni, le picciu fil del Milubiao. Et donc, nous avons fait la journée de festeggiare per la bodega a Bilardonel, un repas, un ballet, tout ce che calio per una pulita festa della bodega. Après, le second niveau era une masterclass al Conservatorio di Carcassonne, perché avant de m'arrêter d'insegnare, de trasmettere la bodega, e pensavo che era importante che los giovani si possano appropriare la bodega també, perché alla scuola di bodega di Bilardonel è in metà rurale, bon, tutto il mondo pot pas anar, dunque mai che mai capaci giovani e passato un diploma di Stato per poter buttare la porta del conservatorio di Carcassonne. E qui il posto di professore di bodega è creato al conservatorio di Carcassonne. E dunque se Belantoni è venuto, penso che abbia 11 anni, e ora che 17 anni sono come è fabuloso come è musicien. Sono carcassonnais, ho 17 anni e sono bodegaire. Alors, ho conosciuto la bodega curo eri in Calandreta. È la Sofia che ho venuto a fare un'intervenzione alla scuola e ho trovato l'instrumento forse pulito e spero che in 6 anni sono andato al conservatorio per fare musica. Arrivo toujours al conservatori perché abbiamo cambiato dei professori, donc adieu è Matisse, è pas plus la Sofia, la Sofia e adieu è un po' difficile da fare cours perché il bac a travailler. Ce che ha mis amb la bodega è l'aspect un po' perdut, un po' culturel, occitan també così dire, savez, une bodega, une cornemuse en français.
e dempe che su picciu entendi ako e curo ai apres che accusta de Carcassonne y avait une bodego mais caglio soprattutto ana beire so che valio. Donc, ero le second niveau, une masterclass, et le 13e, nous avons dit que nous allons faire placer de créer un spectacle où la seguir la bodega serait la reine. Et donc, à un moment, nous avons dit que nous allons l'aiuto des professionnels du théâtre et avons travaillé donc avec le compagnon de las Nuados, une compagnie de nuées, des pesenas qui nous a ajudé à acabar le texte, à mettre en forme et à l'astre de pouvoir travailler ici dans le théâtre de Las Vignes, parce que c'est un petit théâtre où les conditions techniques sont formidables. Abbiamo pu travaillare in buone condizioni, a me l'une del teatro che è un luogo venerabile e a me lo mettere in scena che hanno partecipato agli spettacoli. Qui a tale nascut buffo la bodega. Buffo! Ausissets, la montagne nègre se désréveille. Qu'est-ce que douce manette, la fillette caresse la crabette et la crabette la dai sofà. Et Valentina, de che ne dices? La crabette saute de gioia. Alors sera Valentino. Le souffle de la vieille chèvre est lent. Elle a le regard lointain. La crabe deviendra bodega. Et sur ton épaule, toujours cantarai. La Valentino, Boudu. Et comment on en joue? Nebosuna, e vea la veste d'imprimete la calmunta. Un jour, l'Ubaki, le buff de la montagne nègre. Une note, deux, poi toute une mélodie. La giovanotta, amb sa Valentino sur le spalle, continue son cammino. Elle joue et danse et sa joie emporte avec elle tous ceux qu'elle croise. Sono Didier Babou, le presidente della scuola di Bodego di Vilardonel. Giochi la Bodego, ma soprattutto lavoro perché la Bodego sia conosciuto in tutta l'Occitania. Ho cominciato a prendere la Bodego quando Sofia ha aperto la classe al Conservatorio di Carcassonne, a fatto 10 anni. Al Conservatorio penso una quinzena. Ora il professore che comando al Conservatorio è Matisse, che nos vende la Riejo.
En quittant la Belgique, savions qu'aquí, dans le sud de France, existait une cornemuse, la Budego, mas l'abbiamo pas jamais incontrado. E fin finale, l'ai incontrata dans un festival dans le centre de France, à Saint-Chartier, en aquest moment, et l'ai visto dans une prat, un so dels exposants de factures de musique, et l'ai visto impausato e fugheria attrairando e hai domandato al tipo se podia ensaggiare e elle si risio che si diceva che proprio pas jamais buffat in aquel bestio e l'incontro da quel momento fuget importante perché hai sentito il y a quelqu'un che si passa dans une bestia di nos braços, lo su sortis de pertut, de derrière, de davant, e penso che vibrosa a quel instrumento, è un sentimento forte.